Eccoci con Rudy Moro, il nuovo mister del Portogallo Calcio femminile. È un neo acquisto, l'abbiamo letto sui giornali da non molto. Quando è che è scattata questa proposta e poi da parte sua l'accettare? Buonasera innanzitutto. Niente, io ho ricevuto una telefonata dal presidente Tarlà e quando mi ha detto guarda, non prendere paura, però il calcio femminile portoghese sta cercando un allenatore. Può interessarti? Ho detto andiamo a parlare con chi di dovere. Mi sono incontrato con il presidente Furlanis e del sportivo Gasci e nonostante il calcio femminile sia completamente sconosciuto anche a me stesso fino a qualche settimana fa, l'impressione che mi hanno dato i loro occhi e le loro parole è stata di un entusiasmo molto importante. E poi sono sceso un po' su domande e quant'altro, mi hanno delucidato a perfezione quello che hanno vissuto l'anno scorso e alla fine ho preso qualche giorno di tempo, però sono stato contagiato dall'entusiasmo loro, quindi sicuramente sarà un'avventura impegnativa, diversa, però sicuramente positiva. Sì, mi ha lasciato un po' sorpreso l'apprendere da lei prima, mentre faceva il suo discorso di introduzione, che lei proviene dal calcio maschile e non ha mai allenato il femminile, perciò sarà anche per lei un'incognita, forse al di là dei pro e contro può essere un vantaggio perché anche lei va con entusiasmo ad conoscere, approfondire un settore che non sa, ma la domanda era specifica in questo caso: serve una preparazione atletica speciale? Lei è affiancato da qualcuno che c'era già o ha di suo? Allora, io mi affido a quello che c'era già a Portogallo Calcio Femminile, quindi ci sono un paio di ragazzi che conoscono già il gruppo, conoscono già come possono lavorare. Io so che si discosta dal calcio maschile su alcune cose, è un gioco più lento, non bisogna forzare sulla forza, sui balzi più che altro. Sicuramente però sono più tecniche, quindi sarà un lavoro specifico sulla tecnica, sulla resistenza. Sono giovani, quindi non possiamo sforzare molto a livello muscolare, però si può fare un bel lavoro sicuramente. Allora io faccio un po' di forzatura, nel senso vedo se riesco a carpirle qualche informazione in più, e anche se è prematuro, insomma dobbiamo ancora iniziare l'allenamento. Il presidente le ha già fatto ho stabilito degli obiettivi, c'è un minimo da fare come la passata stagione o avete qualche ambizione in più? Questa è una domanda che ho posto anch'io al Presidente e entusiasti dell'anno scorso, che era il primo anno per il posto che hanno occupato a fine campionato. Sicuramente dobbiamo far meglio, sicuramente si prova a vincere. Bene, e vogliamo dire anche la sua età, perché lei mi sembra molto giovane, no? Io ho 42 anni. Lei ha avuto anche, per farla conoscere un po' di più, un trascorso da giocatore? Io ho giocato in seconda, in prima, in terza, non ho mai fatto il salto, però mi sono rotto a 29 anni il crociato un paio di volte e ho smesso. Perciò ha fatto il calcio puro, quello del dilettantismo, dove si gioca per molta passione. Esatto. Bene, allora grazie, un bocca al lupo a Rudy Moro e vedremo di seguirla un po' più da vicino al Mechia. Crepi il lupo, grazie.